Allora, ecco, rieccoci insieme, siamo sempre collegati con la sede di Via Busonera dello IOV, con noi il direttore sanitario che ci sta raccontando, il direttore anche generale. Allora, chiedo ancora per quanto riguarda il supporto psicologico. È molto importante, viene realizzato appunto dallo IOV, viene fornito ai pazienti e adesso continua ad esserci, in che termini e come? Tante volte il supporto psicologico è più importante e carica molto emotivamente anche la persona che si trova un po' debilitata fisicamente. Allora, il supporto psicologico anche in questo momento è presente per altre vie, nel senso è molto più telefonico, a distanza, anche perché il nostro supporto psicologico era gestito anche a gruppi. E in questo momento i gruppi non è possibile portarli avanti, però le nostre psicologhe sono in sede e sono disponibili a qualsiasi approccio consentito, quindi telefonico o anche di visu, di persona con visita all'interno della struttura. Lei prima accennava e a me piacerebbe sottolineare un attimo il discorso del medico di medicina generale, sì, che sì, si sente, assolutamente il paziente si sente un po' abbandonato dal medico di medicina generale. Io non direi questo, nel senso che sicuramente il paziente è affidato all'istituto oncologico perché ha una problematica che prevede una presa in carico. Ma il nostro oncologo, ogni volta che vede il paziente, indirizza al paziente una lettera che poi è la nota che accompagna il paziente ogni volta che accede alla struttura e la indirizza al medico di medicina generale proprio come comunicazione al medico di medicina generale, che non viene mai accantonato, perché il medico di medicina generale è tenutario della storia clinica del paziente, nella sua completezza. Il nostro oncologo vede il percorso strettamente legato alla patologia oncologica, ma il medico di medicina generale conosce l'anamnesi del paziente dal momento in cui ce l'ha in carico. Quindi l'integrazione tra specialista e medico di medicina generale è non solo auspicabile, ma io direi obbligatoria. Ecco, forse in certi casi che sono anche sempre molto delicati, non sempre uno si sente in grado di affrontare e di supportare il paziente, il medico di medicina generale in modo più idoneo, quindi quando sa che ce l'ha presa in carico delega in qualche modo e questo delegare lascia a volte un vuoto, può essere. Potrebbe anche essere, poi dipende sempre dalle persone. Io trovo che la completezza e l'efficacia del nostro sistema sanitario è proprio se andiamo a guardare le integrazioni tra professionisti. Non ci sono binari paralleli, ci sono percorsi integrati e dovranno continuare a esserci sempre di più. Ecco, per quanto riguarda invece le diagnostiche, appunto lei accennava a persone che si sono fidelizzate, continuano a farle lì allo IOV, invece abbiamo anche segnalazioni che chi fa la prenotazione con il CUP, anche della diagnostica di controllo, senologia e quant'altro, vengono mandati fuori nelle strutture che prima sono disponibili, che sono ovviamente convenzionate, perché lo IOV non può ovviamente sopperire a tutti i casi, anche quelli che devono fare i follow-up periodici per un tot di anni. È cambiato qualcosa nel frattempo? Oppure tuttora è così? Abbiamo percorsi molto chiari che prevedono il paziente che è in carico perché ha una patologia, mi consenta il termine, attiva, quindi deve essere seguito, quindi ha il percorso nel multidisciplinare, quello è un accesso facilitato, diciamo, alla struttura. I controlli, anche i controlli a un anno vengono garantiti dallo IOV, quindi sia i follow-up a più lunga scadenza. Quello che può venir detto dai CUP è proprio questo, che
ci sono sul territorio, ma questa è per la sostenibilità non solo economica, ma per la sostenibilità della gestione, esistono delle strutture accreditate che effettuano quelle prestazioni. Davanti a necessità noi rimaniamo qui, però l'utilizzo dei vari attori secondo me è di fondamentale importanza per consentire un accesso al paziente compatibile con le necessità anche. Qua chiedo un po' al direttore, il dottor Roberti, con questi nuovi macchinari che dovrebbero arrivare c'è un'integrazione ulteriore, quindi un'agevolazione nella normale attività che viene svolta lì allo IOV, oppure andranno a sopperire macchinari magari un po' vetusti? No, stiamo parlando di macchinari che implementano la nostra, diciamo, offerta di servizi. A Castelfranco è un nuovo servizio che viene attivato con un macchinario, come dicevo, di straordinarie capacità. A Schiavonia è un ulteriore acceleratore lineare che mettiamo a disposizione, e a Padova abbiamo la sostituzione di un macchinario, di un acceleratore lineare, ma molto probabilmente, perché lo stiamo definendo in questi giorni con la Regione, con un'attrezzatura molto più evoluta, più sofisticata dal punto di vista delle prestazioni. Non abbiamo ancora definito questo ultimo percorso, ma quindi stiamo parlando di un potenziamento dell'offerta, un potenziamento molto importante. Certo, prima lei aveva accennato a una nuova figura di un medico specializzato e delegava appunto alla dottoressa di spiegarcene così un po' le caratteristiche. Dottoressa, vuole integrare? È il medico, il dottor Roberti si riferiva alla figura del medico competente, che sì, è il medico che effettua le visite, per esempio, di assunzione e periodiche sul personale dipendente, finalizzate alla sicurezza degli operatori. In questo periodo la presenza del medico competente è sempre necessario, ma in questo periodo è ancora più necessario, perché al medico competente sono delegate la sorveglianza, insieme al direttore sanitario, comunque la sorveglianza degli operatori che entrano a contatto con casi sospetti o accertati di Covid-19. Che cosa succede? Scusi. No, non volevo. Che cosa succede in questi casi? Allora, in caso di sorveglianza viene effettuato il tampone sull'operatore, il medico competente effettua una prima visita, viene fatta un controllo nell'arco dei 15 giorni, che significa un tampone al quinto, al 10° e al 14° giorno. Poi dal punto di vista delle indicazioni operative, l'operatore viene riammesso in servizio dopo il 14° giorno e dopo 2 tamponi negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Il medico competente deve provvedere a verificare tutto questo iter. Chiaro. Ecco, a questo proposito, se posso collegarmi a quanto detto dalla dottoressa Bonavina, proprio perché noi abbiamo a cuore i nostri pazienti, ma non solo, abbiamo anche attuato tutta una serie di misure, diciamo, di protezione dei nostri dipendenti. Sì. Perché i pazienti ricevono servizi alle persone proprio dai nostri dipendenti. Quindi, proteggendo gli operatori, riusciamo anche a continuare a garantire le prestazioni, così come ha detto bene la dottoressa Bonavina. Cioè noi in realtà abbiamo abbiamo sospeso alcune attività che sono differibili. Nella sostanza la gran parte delle nostre prestazioni continuano ad essere garantite. Come diceva il direttore sanitario, l'attività di chemioterapia, che è un'attività importantissima e che coinvolge almeno 150 pazienti al giorno a Padova, solo a Padova,
è un'attività che continua regolarmente, ovviamente con tutte le precauzioni e le misure di cui abbiamo detto. Ma lo stesso dicasi per la radioterapia. La radioterapia, l'ho detto anche all'inizio, quando si parlava di schiavonia, è continuata e continua regolarmente con quella che, così come anche la radiologia, con qualche leggera flessione ovviamente, dove è possibile differire la prestazione. È chiaro che non oncologica. È chiaro, esatto, diminuite. Esatto. È chiaro che le prestazioni oncologiche continuano ad essere garantite perché è un ambito particolare quello oncologico. Certo, assolutamente. Perfetto, siamo in chiusura. Solo una domanda terminale. I pazienti che hanno la prima visita oncologica o comunque devono iniziare un iter che non è differibile, a questi pazienti viene fatto il tampone per appurare che non abbiano contratto il Covid, o ai caregiver stretti che li circondano, oppure non è previsto o non è necessario farlo? Allora, il tampone è previsto e ne abbiamo fatti moltissimi sui nostri pazienti in caso di necessità, quindi manifestazioni, sintomi che ci possano indurre a pensare che il paziente possa essere stato a contatto o che sia venuto a contatto con il virus. In questo momento non è previsto il tampone, se non in alcune situazioni particolari in cui le società scientifiche hanno dato degli indirizzi chiari, e mi riferisco per esempio ai pazienti oncoematologici che devono essere sottoposti a trapianto e quindi quelli è necessario prima testarli col tampone. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo del vostro contributo, avete chiarito tantissimi aspetti molto importanti, vi auguro naturalmente buon lavoro, penso che ce ne sia da fare. Tanto. Certo. Ecco, grazie molte, e sperando anche di aver modo di conoscervi di persona, perché so che voi non potete ovviamente vedermi, ma ci sarà magari l'occasione in tempi migliori, quindi vi avrò volentieri ospiti fisicamente anche nei nostri studi. Grazie ancora, grazie anche ai nostri telespettatori, buon proseguimento, buona serata, grazie.